Signore e signori, buonasera. Gara 10, campionato nazionale Serie A2 Girone A fra Hockey Tiene e Y Sport Hockey Valdagno. Presentiamo le formazioni. Y Sport Valdagno, numero 2 Mattia Antoniazzi, numero 3 Francesco Crocco, numero 6 Alessio Busato, col 7 Mattia Cocco, numero 8 Davide Piroli, numero 9 Giacomo Bau Crisciotti, numero 11 Pietro Crosara, numero 12 Alessandro Refosco, numero 15 capitano Giulio Checchetto, numero 22 Zordan Simone, allenatore il signor Dario Rigo. Ed ora Hockey Tiene, squadra di mister Nicola Retis, 18 Nicola Comin, 4 Daniel Somacale, 6 Pietro Luotti, 2 Paolo Stivanello, 9 Alberto Rigo, 13 Andrea Poli, 16 Filippo Ballardin, 17 capitano Alessandro Conzato, 66 Andrea Zanini, 77 Elia Dalpra. Direttori dell'incontro il signor Matteo Righetti e il signor Edoardo Pigato. Buon spettacolo. Gentili telespettatori, buonasera a tutti voi e ben ritrovati qui sulla pista Ceccato di Tiene per gara 10 del campionato nazionale A2 Girone A, che vede la squadra di casa l'Hockey Tiene contro il Y Sport Valdagno. Squadre sono già scesi in pista, le abbiamo appena elencate, adesso staremo a vedere cosa i due mister, e cioè il signor Dario Rigo per il Valdagno e il signor Nicola Retis per il Tiene, stabiliranno come quintetti di partenza, e quindi riusciremo poi a dare a voi. Intanto si stanno preparando i ragazzi, gli atleti in pista. Esattamente, posso già delinearvi il quintetto del Valdagno che scende in pista con in porta il numero 15 Giulio Checchetto, poi abbiamo con il numero 3 Francesco Crocco, con il 6 Alessio Busato, con il numero 7 Mattia Cocco e con il 12 Alessandro Refosco alla destra dei teleschermi in completo blu, celeste più che altro. Il Tiene risponde con Comin numero 18 in porta, poi abbiamo Alberto Rigo numero 9, Alessandro Conzato il capitano numero 17, Filippo Ballardin numero 16 e Pietro Luotti numero 6. Intanto è già partita la gara, il Valdagno che ha mosso la pallina e con Crocco si è portato dietro la porta di Comin, si appoggia un po' all'indietro per dare spazio, azione al proprio attacco. Ancora Crocco per Refosco sulla fascia sinistra, tentano di trovare il varco subito per far partire il tiro. Vediamo, infatti parte in questo momento, però riesce a recuperare la pallina il Tiene ed iniziare la prima azione di questa serata con Filippo Ballardin chiuso fra il portiere Checchetto e Refosco. Allora Luotti, che non si intende con Conzato, recupera palla il Valdagno, scarica su per Refosco, Crocco però non agguanta la pallina e di nuovo il Tiene in attacco con Alberto Rigo posizionato dietro la porta di Checchetto, che dà a Ballardin. L'arbitro decreta che è rete. Refosco si sta arrabbiando quando siamo al trascorso appena 1 minuto e 25 della partita. Rete di Ballardin ha sbloccato il risultato. Ballardin
subito su passaggio di Luotti, se non vado errato adesso, quindi partita in discesa, anche se nell'hockey un vantaggio di una rete non è niente, assolutamente niente, né si può dire che la partita chiudersi in difesa sarebbe l'errore più grave che potrebbero fare. È classico modo di dire di una buona partenza, praticamente al primo affondo è riuscito ad andare in gol, anche se magari fortunosamente adesso il Valdagno un 3 contro 2, Refosco per Crocco che ha Busato, alza la pallina, non inquadra la porta, però è pericolosissimo il Valdagno, come avete visto ha sfruttato molto bene l'uomo in più. Come vedete dalla panchina il coach Rigo sta richiamando i propri giocatori, mentre tiene un po' troppo precipitoso nella ripartenza con il capitano Conzato che non indirizza bene alla volta di Pietro Luotti. Quindi palla al Valdagno che attacca, imposta nuovamente Crocco per Refosco. Sono senz'altro, almeno in questo quartetto esterno, i due registi. Adesso palla a Cocco, Crocco che viene in avanti, tenta il passaggio, si erano trovati molto bene, però ha chiuso le maglie la difesa del Tiene, rilancia subito con Ballardin che va al tiro, lambisce la traversa, la staffilata che ha indirizzato verso la porta di Checchetto, insiste il Tiene con Luotti, mentre Ballardin cade al suolo, il signor Righetti non interviene, ancora atterrato Luotti in area, dovrà guardare molto bene le azioni il signor Righetti, perché è già la seconda volta che cade a terra un giocatore di Tiene, quindi conclusione di Ballardin, chiude la difesa del Valdagno, riparte con Busato per Cocco che però ritorna sul metapista, alla volta di Refosco, Crocco che non trattiene la pallina, la riconquista Conzato ed è di nuovo attacco sulla faccia destra di Pietro Luotti per Ballardin. Pietro Luotti non riesce a penetrare, allora è Cocco che però chiuso molto bene da Rigo, gli ruba la pallina, blocca l'azione, non riesce a entrare nemmeno nell'area. Quindi la partenza senz'altro delle due squadre molto in palla, fanno fatica. Adesso c'è Rigo che si era trovato la pallina di rimbalzo proprio vicino a Checchetto che riesce a sventare. Partenza molto veloce della partita, non se le mandano a dire. Tiro adesso di Crocco, Cocco in ribattuta riesce a fare arrivare la pallina sotto i gambali di Comin che però riesce a chiudere. Pericoloso, molto pericoloso il Y Sport Valdagno. Deve stare molto attento il Tiene che adesso muove palla, Ballardin, Rigo per Conzato che sbaglia clamorosamente una pallina proprio a tu per tu con il portiere Checchetto. Era insomma, sembrava facile indirizzare verso la porta, evidentemente così facile non deve essere stato, perché un giocatore di esperienza come il nostro numero 17 non può sbagliare. Fallo di squadra, ripartenza del Tiene, Ballardin, tocco di Ballardin ed è nuovamente rete quando sono trascorsi esattamente 5, siamo al quinto minuto, seconda rete di Ballardin nel secondo affondo di un certo livello.
fraseggio con Rigo e alla fine Ballardin tocca un tocco micidiale che lambisce il montante sinistro e si insacca nella porta di Checchetto. Ci sono già dei cambi, è entrato Crosara col numero 11, evidentemente non vede mister Dario Rigo, non ha visto una buona partenza dei suoi, già fatto un cambio. Del resto il Tiene ne ha fatti due, sono entrati Poli e Zanini a dare il cambio a Rigo e a Luotti, quindi la rotazione della panchina ancora messa in atto da parte di Nicola Retis. Ballardin va al tiro, para Checchetto, riconquista palla, adesso è Poli che dà a Zanini, si trovano a meraviglia i giocatori questa sera del Tiene. Cozzato che viene in avanti sulla fascia destra, tocca per Poli che non aggancia al volo, la pallina gli sfugge in avanti, la recupera il Valdagno, cade Cocco ma l'arbitro fa cenno di proseguire, una caduta accidentale. Allora recupera palla Crosara, imposta per il Valdagno e non è tanto contento mister Rigo, per niente contento, vedete, lo vediamo attorno fuori dalla balaustra, braccia concerte come si suol dire qui in dialetto, ma il viso non tanto simpatico. Ancora adesso Crocco che cade, frana addosso a Poli. Riparte il Valdagno, non riesce a agguantare la pallina Crosara. Se ne avvale Cozzato, adesso Poli che tocca per Ballardin, autore già di 2 reti, come abbiamo detto, che hanno senz'altro dato una prima impronta a questa partita, o almeno al primo tempo. Adesso aveva dato un passaggio filtrante meraviglioso per Poli che non è riuscito in tempo ad agguantare la pallina. Era un'ottima occasione perché dentro l'area, proprio davanti alla porta di Checchetto, ancora il Valdagno cerca di impostare l'azione, però si chiudono le maglie della difesa del Tiene. Ballardin, Zanini, Cozzato adesso, discesa, addirittura mette la mano sul taschino, giallo e fallo di squadra, giallo per Crocco e fallo di squadra. Pensavo qualcosa di peggio, effettivamente non era un fallo cattivo, sì, ha steso al suolo l'avversario, ma non in maniera così grave. Ancora il Tiene, insiste, questa volta Zanini non riesce a agguantare la pallina, la scarica su Busato, se la fa rubare da Ballardin che tocca per Poli. Ancora Busato del Valdagno che va al tiro, chiude Cozzato, ripartenza del Tiene con Poli, raso terra, non riesce ad arrivare a Ballardin. Allora è Cocco che tira, para Comin, una parata non facile, una delle prime però non facile, e risponde a tono alla conclusione del giocatore del Valdagno. Ancora Cocco in azione, tocca per Crosara, si fa molto più veloce l'azione del Valdagno che però non trova sbocchi, deve ripiegare sempre sul centropista. Busato per Crosara, adesso supera la difesa ma non il portiere Comin che lo fa andare
sulla sinistra e poi si distende impedendo l'accesso della pallina alla porta. Ottima l'azione comunque del Valdagno, avevamo visto che aveva alzato i giri del motore e riesce a trovare spazio per le conclusioni. Crocco adesso si è girato, va davanti a Comin, il tiro alto, forse deviato, insiste però il Valdagno. Crocco per Crosara. Giovanissimi giocatori del Valdagno possono mantenere ritmi inferociti, vedremo per quanto tempo. Adesso Crosara che tocca per Crocco, ha tentato la deviazione, però il tiro non va verso la porta. Allora Conzato, azione individuale, va sulla parte centrale della pista, Poli, Zanini, muove palla, tiene per trovare il pertugio giusto, Poli dietro porta, attaccato da Crosara, non riesce a tirare, deve costruire ancora il Tiene, lo fa adesso con Ballardin, però torna in ripiegamento con dapprima Zanini e poi Conzato. Il tiro si affievolisce sulla balaustra di fondo, lo agguanta il Valdagno, va Crocco ad impostare l'azione, adesso Crosara. Cocco che non riesce a liberarsi, riceve palla da Crocco, ancora. Questa volta la difesa del Tiene ben piazzata, non trovano lo spazio utile, Cocco riesce a tirare di poco sopra la traversa. Tiro di Crocco a tempo scaduto. E quindi quando è trascorso proprio, abbiamo appena superato il primo quarto di gara, la palla va al Tiene, ricordo 2-0 per i padroni di casa, rientrato adesso Rigo in pista, Rigo supera il primo avversario Busato, non Crosara, che gli ruba la pallina, la dà a Crocco, tiro raso terra, non troppo forte, para Comin senza problemi, rilancia Ballardin, Poli, Rigo tira un diagonale, esce di pochissimo, 3 passaggi e tiro in porta. Questo evidentemente è quello che chiede Retis per la propria formazione, si erano schierati per eseguire perfettamente, ma poi il tiro non ha centrato la porta per un non nulla. Time out chiamato da Rigo. Vedo già un cambio, si sta preparando Davide Piroli ad entrare in pista, sia al posto di Busato. Quindi Piroli, Crosara, Cocco e Crocco, questi è il quartetto. In porta il numero 15 Giulio Checchetto. Per il Valdagno il Tiene schiera Poli, Zanini, Luotti e Rigo e in porta Comin. Siamo, come abbiamo detto, agli 11 minuti nel secondo quarto di gara, la seconda parte del primo tempo. Il risultato arride in favore della squadra di casa, 2 reti siglate entrambe da Ballardin Filippo, numero 16 del Tiene. Scade adesso il time out. Punteggio di falli è 2-1 per gli ospiti, quindi tutto sommato partita, anche se un po' fisica, però è nella massima correttezza. Dobbiamo registrare una discreta affluenza anche da parte
del pubblico del Valdagno che è venuto in forze a assistere, a supportare i propri beniamini, mentre la solita affluenza sulle tribune, sugli spalti del Tiene. Davide Piroli muove la prima pallina, la fida a Crocco, imposta per Crosara. Ancora Piroli tenta un passaggio dietro il corpo. Esperto Zanini che se ne è preso cura, non si lascia gabbare, per così dire. Vediamo tiro adesso di Crosara, deviazione di Piroli che non va a buon fine. Attenzione, passaggio per Cocco, riesce a chiudersi la difesa del Tiene. Passaggio di Zanini a Poli, un po' troppo forte, non agguanta la pallina, riparte Luotti. Deve fermarsi, ripartire, tiro di Zanini, si avventa subito Rigo sulla ribattuta. La pallina però gli rimbalza all'ultimo momento e quindi la scaglia sopra la traversa, quindi nulla di fatto. Muove allora il Valdagno, è Cocco che imposta l'azione. Cocco per Crosara. Crocco, Piroli. Piroli a fondo per Cocco. Un po' troppo arzigogolata adesso Crocco cade al suolo, si lamenta un attimo il Valdagno, non più di tanto, forse è scivolato, forse un tocco di un difensore. Zanini per Poli che non aggancia, quindi riesce a ripartire il Valdagno. Adesso c'è un altro cambio, esce Crocco ed entra con il numero 2 Mattia Antoniazzi. Tocco di Piroli per Antoniazzi e va a recuperare palla Piroli. C'è un notevole carico di esperienza con questo giocatore. Crosara adesso attaccato da Poli. Piroli tenta di far filtrare un passaggio. Antoniazzi e gli arriva il passaggio di Piroli. Zanini non se ne avvede. Antoniazzi va al tiro. Comin pronto a ribattere, ben piazzato, però azione ben studiata da parte del Y Sport. Niente da dire, si vede un'impronta diversa, molto più finalizzata alle conclusioni della prima parte del primo tempo. Adesso Poli che va al tiro anche se caricato da Cocco, però era ben piazzato. Checchetto è riuscito a ribattere la conclusione anche se raso terra, quindi contrastato un po' dal difensore. Crosara adesso che scende, passaggio per Cocco, tocca Comin, riparte il Tiene con Poli. Luotti tentava di servire Zanini. Si alzano le braccia della panchina del Valdagno ed infatti è fallo addebitato al Tiene. Crosara sulla palla per Piroli, Davide per Cocco, ancora Crosara, proprio centropista. Devono affidarsi al regista che scende sulla destra e tocca egregiamente per Cocco che fa partire un tiro micidiale. Comin si esibisce in una parata di riflessi stupefacenti.
tiro adesso di Piroli, smorzato dalla stecca di Luoti, scarica su, la squadra si è allungata un po' troppo, non riesce a individuare dei compagni che siano piazzati sul centropista. 7 minuti, siamo ai 7 minuti finali, il Valdagno ha sicuramente spostato il baricentro in avanti nelle conclusioni, molto pericoloso nella fase conclusiva, passaggi perfetti, studiati a tavolino ed eseguiti alla perfezione da Piroli. Antoniazzi al tiro, para Comin, riparte il Tiene, Luoti per Poli, ancora Luoti, non riesce a concludere. Il Valdagno è già da questa parte, c'è Cocco che va al tiro, para di nuovo Comin, però la palla è del Valdagno. Piroli per Cocco hanno preso molta fiducia i giocatori del Valdagno, con sicuri, precisi, stanno mettendo un po' alla frusta la difesa del Tiene. Piroli in avanti, cerca di liberarsi, va al tiro da rete, si accentra Piroli, azione individuale di Piroli a 6 minuti dal termine del primo tempo, si accentra e trova lo spazio per il tiro, va sul 7, non riesce Comin a ribattere la conclusione, accorcia le distanze il Valdagno, l'avevamo detto, si è portato molto in avanti il Valdagno, soprattutto pericolosissimo nelle conclusioni, i passaggi e le finalizzazioni sono veramente fatte molto bene e quindi meritata questa rete, soprattutto da parte del numero 8 Davide Piroli, che da quando è entrato ha messo in forte difficoltà la squadra di casa. Adesso c'è anche Crocco in pista a sostituire Crosara. Piroli per Antoniazzi, Crocco, vedete che si trovano ad occhi chiusi i giocatori del Valdagno. No, è qui Crosara gli ferma il passaggio, Ballardin che però è fermato dal giocatore del Valdagno, poi Poli chiude sull'attacco del Valdagno. È sicuramente partita molto accesa, difese micidiali, bisogna avere qualcosa in più da mettere in pista per cercare di segnare, qualcosa in più che solo qualche giocatore possiede. E a vedere lo score delle realizzazioni vediamo solo 2 nomi per il momento, e cioè Ballardin e Piroli. Muove adesso il Valdagno con Crocco per Piroli, Crosara, centropista per Crocco, trattiene la pallina, cerca di aspetta che i propri compagni siano piazzati per appoggiare. Piroli si libera, fa partire il rasoterra, chiude però molto bene la difesa del Tiene. Conzato non ritorna il passaggio verso Ballardin, allora è Crocco, però già chiusa la difesa del Tiene, allora Piroli che è andato a rete, però aveva già fischiato il fallo del giocatore del Valdagno, il signor Righetti, prima ancora che partisse il tiro. Stivanello appena entrato, passaggio per Conzato, un po' troppo in avanti. Ballardin! E trova lo spiraglio, Ballardin trova lo spiraglio a 3:45 dalla fine del primo tempo e l'avevamo un po' chiamati. Sono
sullo score ci sono solo due nomi, Ballardin e Piroli. Ballardin con 3 lunghezze, Piroli con una, 3-1 infatti conduce il Tiene qui sulla pista Ceccato, 3 minuti e 40 alla fine del primo tempo. Si è piazzato, ha fatto partire una staffilata che ha trovato il 7 bruciando Checchetto, nulla da fare, ripartenza del Tiene, Poli, Ballardin, Poli non riesce a concludere, però trattiene la pallina il Tiene, dà a Stivanello, Poli, ci sono ancora 30 secondi per andare a conclusione, quindi può ragionare benissimo. Ancora Ballardin per Conzato, interviene Crosara a interrompere i passaggi, allora Piroli scende e va dietro alla porta, alza, chiude, Poli sul tentativo di schiacciare a rete di Davide Piroli che se l'era costruita perfettamente. Adesso passaggio di Crocco per Antoniazzi, recupera il Tiene, Ballardin trattiene la pallina, finta, va al tiro, ribatte Crosara. Accesissimi questi minuti finali, ancora il Valdagno che insiste, Piroli tocca per Antoniazzi, chiude Ballardin all'ultimo momento. È molto pericolose le azioni, adesso riesce a liberarsi, non a tirare Davide Piroli, non riesce a tirare, l'intervento di Conzato risolutivo, gli blocca lo spazio. Tiene in avanti, ancora Ballardin che si fa carico di impostare l'azione, tocca per Stivanello che va al tiro, parata palo, vediamo se riusciamo al monito di servizio, tiro di Crosara, pallina esce, abbiamo tutto il tempo per rivedere l'azione, Ballardin che si gira, dà a Stivanello, tiro, parata palo. 1,50 a termine del primo tempo, palla in attacco al Valdagno, Piroli, tocco per Crocco all'indietro, molto all'indietro per Crosara, deve partire proprio dall'estrema punto inferiore della pista, chiude Poli, tocco per Stivanello, Ballardin gli tocca la palla, Piroli non si fa superare dal giovane Paolo Stivanello, lo ferma in maniera perentoria. Adesso Crocco, tocco per Piroli, non trova lo spazio per il tiro, però vuole impostare assieme a Crocco sulla fascia sinistra, gli tocca una pallina che gli rimbalza, gli sfugge un po' via a Davide Piroli. Ancora Antoniazzi, Crocco insiste, il Valdagno, il tocco è molto... adesso Crosara che va al tiro, la pallina deviata dal difensore del Tiene, esce. È insistente, pericolosa, molto ben congegnata, l'attacco del Valdagno si è fatto molto pericoloso, soprattutto in questa seconda parte del primo tempo. Si trovano, si guardano, i passaggi non sono mai a caso, c'è sempre uno studio, un'idea. Ancora il Valdagno all'angolo, angolo basso con Antoniazzi, siamo sotto il minuto di gioco, 48, 40, 45 secondi. In questo momento Crosara per Piroli tira, gli sfugge un po' alta la pallina, si avventano in 4, vediamo chi ha la meglio, la pallina viene recuperata dal Crosara comunque del Y Sport, Valdagno che scarica su Crocco, 20 secondi, tenta di tirare, riruba palla Poli, Ballardin, Poli, sbaglia Poli, caduto, incredibile errore del numero 13 a porta vuota,
cadendo non riesce ad indirizzare, allora tutto il tempo Cocco di andare al tiro, scusate, Antoniazzi para Comin, nella ribattuta di Crocco scade il tempo regolamentare, quindi appuntamento al secondo tempo fra 10 minuti circa, a risentirci a voi tutti.
Bene, eccoci risintonizzati qui dalla pista Ceccato di Tiene, canale YouTube Fischer TV, regia di Stefano Ognata, al commento Modesto per questo secondo tempo di gara 10 campionato nazionale Serie A2 fra Hockey Tiene, Y Sport Hockey Valdagno. Risultato a termine del primo tempo 3-1 per la squadra di casa, 3 reti di Ballardin, una di Piroli. Quindi questo è il risultato. A dirigere l'incontro il signor Matteo Righetti, mentre vediamo che è già partito la partita, è già iniziato il secondo tempo. Abbiamo appena il tempo perché già entrano a tutta birra, come si suol dire, i giocatori. Abbiamo il tempo di delineare il quintetto di partenza del Valdagno, che vede in porta Giulio Checchetto, poi abbiamo Davide Piroli, poi Crocco, eccolo qui, Busato, e con il numero 7 Mattia Cocco. Questo è il quintetto del Y Sport Valdagno, mentre il Tiene schiera Comin in porta. Tiro adesso di Piroli che si era trovato sul passaggio perfetto di Crocco, para Comin, tiro forse un po' troppo debole. Adesso cannonata di Conzato. Quintetto del Tiene, allora Comin in porta, Conzato, Poli, Stivanello e Ballardin. Questa è la formazione di partenza di questo secondo tempo del Tiene, che recupera palla, riparte Conzato. Conzato deve dare all'indietro per Poli. Ballardin scambia con Stivanello. Abbiamo l'azione insistita del Tiene, non trova l'affondo giusto, va a tirare Poli, para Checchetto. Giulio alza il guantone, riesce a ribattere senza grossi problemi. Il tiro era ben indirizzato nella porta e quindi se non ci metteva il guantone poteva essere un pericolo. Ballardin adesso, Ballardin, tocco per Poli, incrocio studiato a tavolino, discesa sulla destra di Ballardin, si fa trovare Poli. Sono partiti dalle due fasce esterne, vedete, Ballardin entra, tocco per Poli che deposita a rete. Quando sono trascorsi 2 minuti e 9 secondi, Poli mette anche il suo nome sul registro dei marcatori. 2 minuti e 10 del secondo tempo. Ottima l'intesa fra i due giocatori. Sono partiti all'unisono, uno su una parte, l'altro sull'altra. Passaggio filtrante di Ballardin, deposita Poli a rete. Checchetto non può ribattere, troppo vicino, ravvicinato la conclusione. Assiste adesso il Tiene per sfruttare il momento caldo della partenza del secondo tempo. Si fa male però, attenzione, era il cambio del portiere. Esce Giulio Checchetto, entra col numero 22 Simone Zordan, eccolo qui a difendere i colori del Valdagno. Simone Zordan, numero 22. Il Tiene invece non cambia, Poli si è rialzato, il colpo è stato ben assorbito, passaggio, Poli, ritorna la pallina Ballardin ed è rete. Incredibile, si è sbloccata la situazione perché sono trascorsi pochissimi secondi dalla rete fatta da Poli e adesso praticamente 42 secondi ed è la rete, questa volta passaggio di Poli per Ballardin e in sacca
partenza diciamo al fulmicotone nel secondo tempo del Tiene ha annichilito le speranze del Y Sport Valdagno, con 2 reti micidiali su passaggi su un'intesa micidiale Poli-Ballardin-Poli. Vedremo adesso la reazione del Valdagno. Tiro di Piroli molto pericoloso, riesce a deviare fuori Comin. Pericolosissimo l'attaccante, il numero 8 del Valdagno, perché prima di tirare guarda molto bene la posizione del portiere, poi fa partire dei tiri sempre studiati, molto pericolosi, che possono infilarsi nella porta del Hockey Tiene. Crosara adesso in movimento da centropista per Cocco, ripiega adesso il Valdagno. Ballardin sta aspettando Crocco proprio sul centropista. Ora riparte il numero 3 del Valdagno, partenza micidiale, tiro, una cannonata pazzesca. Comin forse è riuscito a toccarlo appena quel tanto che basta per fargli toccare il 7 e poi esce la pallina, una bomba colossale. È sfortunato il giocatore, il numero 3 del Valdagno, perché il tiro era veramente ben assestato. Forse appena una leggerissima deviazione del casco di Comin gli ha impedito la gioia della rete. Infatti si è fermato sul 7. Ancora conclusione di Crocco, questa volta fuori dal quadrato, dal rettangolo della porta. Riparte il Tiene, che sta un attimino rifiatando. Il risultato di 5-1 gli consente qualche spazio in più, ma non più di tanto, perché il Valdagno ha innestato l'overdrive per cercare di cambiare il senso alla partita. Piroli per Crosara che non agguanta, c'è Zanini sbaglia l'appoggio su Ballardin. Ballardin imposta per Stivanello. Sentite il mister Rigo che sta incitando i suoi giocatori affinché ci mettano quel qualcosa in più, tutto quello che hanno messo nel primo tempo, che non hanno lasciato troppo spazio alla squadra di casa. Ora Conzato che scende, però fallo di Ballardin verso Crocco. Il conteggio di falli è 4-3 per gli ospiti del Y Sport Valdagno. Crosara ad impostare, si affida a Crocco che gli ritorna pallina, va tu per tu con Comin, alza la palla, la schiaccia sul palo, nella ribattuta tira fuori, insiste però il Valdagno. Ottima l'azione, avevano gabbato per così dire la difesa del Tiene, che non è riuscita ad effettuare ancora la pallina lì davanti, non riesce a smaltirla la difesa. Tiro di Crocco, questa volta deviato. È vero che sta rifiattando la squadra di casa, ma mi sembra un po' troppo lenta nell'azione. Devono per forza alzare i giri anche il Tiene. Allora riparte il Valdagno, imposta Piroli e Crocco. Piroli scende, appoggia sul Cocco. Crosara, diciamo che il quartetto è veramente molto ben messo in campo.
scambi, tiro di Crocco micidiale, parata di Comin anche sulla ribattuta di Crosara e riconquista palla il Valdagno e Cocco il più lesto. Ancora più di 30 secondi di tempo per andare a tiro. Adesso Crosara fa partire un tiro accompagnato che è smorzato dalla difesa. Intanto entra Pietro Luotti al posto di Stivanello. Ballardin appoggia infatti su Luotti. Aveva visto Mister Retis che mancava un po' di velocità. Adesso Zanini fa partire una staffilata che colpisce però il numero 3 del Valdagno, Francesco Crocco. Entrano i sanitari, colpito dal tiro violento di Zanini che stava andando a rete, quindi sa bene cosa vuol dire colpire un atleta con la pallina nel volto, visto che sta portando la maschera ancora della prima partita di questo campionato, dove aveva subito un colpo. È steso al suolo, vediamo i sanitari che non si alza Francesco Crocco, speriamo che non sia una cosa grave. Applausi dagli spalti. Colpito al volto il giocatore, sembra sulla mascella, deve uscire. Al suo posto col numero 12 mi pare Alessandro Refosco, pronto ad entrare in campo. Speriamo che non sia nulla di grave. Vedo che i sanitari non lo accompagnano in panchina, gli hanno dato a busta di ghiaccio, quindi sicuramente un colpo molto forte, ma nulla di più. (17:17) sul ruolino di marcia, i minuti che mancano alla fine della partita. Ballardin recupera palla in attacco, affida a Luotti. Zanini per Ballardin, Ballardin tocco per Cocco, sbilanciato, cade a terra, tocca la pallina con il pattino e l'arbitro deve fischiare. Effettivamente nel passaggio di Luotti di Ballardin al centro cade e tocco di Cocco da terra e quindi fallo di rigore. Se ne occupa Pietro Luotti, numero 6 del Tiene, già pronto sul dischetto. Tiro di Luotti sul 7, rete di Pietro Luotti, questa volta non sbaglia, ha mirato il 7 alla sinistra del portiere Simone Zordan e infila la sesta rete. Ottima l'esecuzione del numero 6 del Tiene, sfrutta al massimo l'occasione ed segna, portando a 6 le rete dei padroni di casa. Vediamo adesso il Valdagno in reazione. Cocco per Refosco che scambia con Piroli. Crosara e ancora girata di Cocco, il tiro però smorzato dalla difesa e Luotti che libera assieme a Zanini la propria metapista. Tiene passaggio di Conzato per Zanini che non agguanta al volo, non aggancia
Crosara scende sulla sinistra fino a fine pista, tocca per Cocco, dietro alla porta di Comin, non riesce a far partire un passaggio filtrante. Adesso si appoggia su Refosco che deve impostare, cerca di liberarsi, va al tiro, molto forte, deve metterci il guantone Comin per respingere la conclusione di Refosco e siamo già dietro alla porta di Zordan. Tiene, fa girare già pallina, piazzato a quadrato, Conzato non interviene, lascia la palla a Refosco, Crosara va al tiro, molto fuori. Riparte il Valdagno sempre col numero 11 Crosara, ripiazzato nello stesso posto di prima da Refosco. Adesso Piroli agguanta la pallina dietro la porta, attenzione perché tocco per Cocco, non riesce a indirizzare palla, adesso Conzato, attaccato da dietro, scivola, ripartenza del Valdagno con Piroli che supera un primo giocatore. Rigore però, fallo di rigore, non mi sembrava dentro l'area. Zanini è andato addosso al numero 7 Mattia Cocco, però non mi sembrava, adesso guardo al monitor, no, era il colpo subito, era dentro l'area, ben visto il direttore di gara Matteo Righetti. Quindi si occupa del tiro il numero 12 Alessandro Refosco, esegue il tiro di rigore. Finta, tiro, para Comin, niente da fare per il Valdagno, non trova il pertugio giusto, sebbene con una finta aveva fatto muovere il portiere. Tiro adesso di Refosco, para di nuovo Comin. E dobbiamo dire che in questa partita, ma sicuramente nelle ultime 5-6 partite, in tutte le partite di questa girone d'andata ha avuto delle prestazioni egregie. Il numero 18 Nicola Comin ha sostenuto tantissimo la squadra. Adesso Rigo in attacco per Zanini, Ballardin, Luotti muove, come abbiamo detto, muove molto la pallina, il Tiene, sprecando sicuramente energie, ma tenendo il possesso fino all'ultimo secondo, non dando l'occasione al Valdagno di colpire in ribattuta. Partenza per il Valdagno, Crosara, abbiamo visto che è entrato anche col numero 2 Antoniazzi, Mattia Antoniazzi, eccolo qui in possesso che va al tiro, riflesso di Comin, para col guantone. Rigo adesso in posta per il Tiene. Ora Luotti per Ballardin. Poi Zanini, scambi, Rigo che cercava di servire Luotti, la pallina gli passa in mezzo ai pattini, non riesce ad agguantarla, riparte Alessandro Refosco che non trova lo spazio per il tiro, dà all'indietro a Crocco che è rientrato e siamo contenti del suo rientro, visto che ha assorbito effettivamente il colpo. Adesso Luotti contrasta l'azione di Alessandro Refosco, recupera palla, commette fallo però il 66 del Tiene, Zanini. Siamo a 12:19, quindi il terzo quarto di gara se n'è andato. Rimangono solo gli ultimi 12 minuti di gioco di questa partita.
Ballardini ruba palla a Crocco, non riesce a superarlo. Crosara prende la pallina, la alza, non ce la fa a schiacciarla giù per l'intervento di Zanini. Insiste però il Valdagno, passaggio di Refosco non indirizzato a Mattia Antoniazzi, che non riesce a far partire il tiro anche se è entrato nell'area del Occhetiene. Allora Refosco, tiro, para, in ribattuta Comin, recupera palla il Valdagno con Refosco che non riesce a tirare in girata. Para Comin, sempre piazzato, piazzatissimo. Recupera adesso Ballardin per il Tiene. Zanini si appoggia in avanti su Luotti, che però torna all'indietro. Ora Zanini per Rigo, interrompe l'azione, adesso passaggio di Rigo per Zanini che era piazzato al centro dell'area, tiro esce di pochissimo, ottimo l'appoggio, tiro al volo del giocatore, per un non nulla esce, per un non nulla proprio ma siamo già dall'altra parte con Alessandro Refosco che si appoggia su Crosara per continuare l'azione in attacco. Vediamo se trova il varco giusto, si chiudono le maglie della difesa del Tiene, adesso è Poli in girata, va a tiro, para Simone Zordan. Pronto il Valdagno con Crosara che non trova lo spazio per il tiro, attaccato, raddoppiato da Luotti. Crocco allora finta, non trova lo spazio, si sacrifica Luotti fino a crollare al suolo. Ancora palla a Crocco che appoggia su Antoniazzi, tiro smorzato da Rigo, riparte il Tiene con il numero 9. E trattiene la pallina, adesso Poli è rientrato a dare il cambio a qualche giocatore, Zanini riesce a liberarsi, Crocco non gli dà spazio, lo stende al suolo. Però dà il giallo al mister Retis, signor Righetti, evidentemente qualche frase in più dell'allenatore, quindi giallo combinato all'allenatore. Fallo però di squadra per il Tiene, muove Rigo, attaccato da Refosco, riesce a far pervenire la pallina a Luotti. Luotti scende ancora sulla destra, tocco al centro, Rigo quell'attimo di ritardo che non gli consente la conclusione. Allora Refosco, tiro, una staffilata sul 7 alla sinistra di Comin, rete di Refosco, ha veramente mirato, 9:05 al termine della gara, ha mirato proprio e ha fatto partire una cannonata imparabile, troppo veloce, troppo lesta la pallina, non riesce a distendersi Comin. Quindi seconda rete per il Valdagno che viene in avanti adesso. Crocco su Rigo che ci mette giustamente il corpo. Si accende un pochino la partita, speriamo che non prenda proprio fuoco. Ci mancherebbe. Adesso Poli, tiro di Poli di pochissimo sopra la traversa, sta provando e riprovando il giocatore la classica discesa sulla sinistra per poi far partire il tiro. Antoniazzi chiuso da Stivanello che non gli dà spazio, i numeri 2
Adesso Refosco, tocca per Crosara, tiro di Crosara, rete micidiale di Crosara. Attenzione al risorto, è passato un minuto esatto, rete di Crosara, una staffilata micidiale, batte sotto la traversa e si spegne sul fondo della porta. Ottima l'esecuzione del numero 11 Pietro Crosara, che libero di poter far partire il tiro questa volta ha centrato proprio sotto la traversa micidiale, tiro imparabile, troppo ravvicinata la conclusione, troppo poco tempo per Comin di ribattere e quindi il Valdagno si fa sotto. Mancano ancora 8 minuti e 05 come abbiamo già detto, quindi deve stare attento il Tiene, risultato 6-3 certamente, ma ha dimezzato lo svantaggio adesso il Valdagno, quindi saranno 8 minuti molto molto intensi. È andato un attimo avanti, fa recuperare il signor Righetti. Adesso ci mette tutta la velocità possibile la squadra di casa. Luotti scende sulla destra, non dà lo spazio, deve trattenere la pallina per tutti i 40 secondi a disposizione e il Tiene. Luotti per Poli dietro porta, ancora 7-8 secondi di tempo e Luotti non ce la fa a tirare, si porta indietro la pallina e scade però in questo momento i 45 secondi di possesso, palla al Valdagno, Crosara che dà ad Antoniazzi. Adesso Crocco supera Poli che gli chiude lo spazio commettendo fallo e il signor Righetti dà giallo anche a mister Rigo, che si era un attimo espresso in terminologia molto accesa. Fallo di squadra per il Valdagno, cerca di tenere con polso fermo il signor Righetti la partita. Effettivamente fino a questo momento niente da dire, tiro di Crocco da lontanissimo, si smorza sulla rete di fondo, palla in attacco al Tiene, Capitan Conzato la porta proprio sul posto del tiro, tocca per Stivanello, Luotti adesso. Poli, Luotti ha accelerato la massima velocità il Tiene per non farsi rubar palla da il Valdagno. Adesso Crocco insiste un po' troppo sul recuperare pallina da Stivanello. Luotti non riesce a entrare in area, gira allora dall'altra parte, da all'indietro, palla al Valdagno che ha tutto il tempo per impostare l'azione. Antoniazzi per Refosco, un tiro passaggio, non riesce a agguantare Antoniazzi, allora la pallina recuperata da Luotti, c'è Stivanello che combatte con Crosara commettendo però fallo, riparte il Valdagno, non c'è un attimo di tempo da perdere, va al tiro, chiude la difesa del Tiene, riparte il Tiene con Luotti per Conzato,
Ponzato, intanto rientra Ballardin, gli ultimi 5 minuti e 30 secondi di gioco, esce Stivanello, rientra Ballardin a dare esperienza sul possesso della pallina, perché la difesa del Valdagno si è fatta molto insistente, vuole recuperare le palline a tutto, però il Tiene riesce ad andare ai 45 secondi tutte le volte, quindi ci deve mettere quella velocità, quel tempismo che serve per il possesso. Ancora ai 45 riparte il Valdagno, Crocco per Crosara, Antoniazzi, tiro, si chiude sulla sponda di fondo, tiro molto impreciso. Ora Refosco va al tiro in mezzo alla folla, in mezzo all'area, viene fermato prima che arrivi alle parti di Comin, tiro insidiosissimo di Crocco che termina sopra la porta, sopra la traversa di Comin per pochissimi centimetri. Riparte Tiene con Ballardin per Poli chiuso da Cocco e Crocco riescono a rubargli la pallina, e vediamo come imposterà l'azione il Valdagno. Adesso Crocco cerca di liberarsi per il tiro da Refosco, sono i due più pericolosi, sebbene anche Crosara sia però è uscito, quindi Antoniazzi si è dotato di un colpo conclusivo micidiale. Adesso Ballardin che interrompe l'azione, va al tiro, riesce Zordan, aveva fintato il passaggio, riesce a Zordan a ribattere il tiro insidiosissimo di Ballardin. Crocco adesso insiste, chiuso con Poli che gli ruba la pallina, la recupera Cocco per Antoniazzi. Refosco è un continuo, non c'è soluzione di continuità in questi minuti finali, azioni sia da una parte che dall'altra. Crocco per Cocco, tiro, chiude Ballardin e cerca di superare Refosco che ci mette tutto il corpo. Adesso Ballardin tira su per Poli, tocco per Ponzato, troppo all'indietro, e allora aperta la possibilità per il Valdagno. Crocco va a conclusione, però non inquadra per pochissimo lo specchio della porta. Time out chiamato da mister Rigo e cambi a ripetizione, rientra Crosara al posto di Antoniazzi. Ultimi 2 minuti e 40 secondi, 2:42 per l'esattezza. La partita si sta concludendo, ma c'è stata dal nono all'8° minuto c'è stata una effervescenza da parte del Valdagno, che in un minuto è riuscito a segnare 2 reti, a mettere, impaurire di parecchio la squadra di casa. Quindi assisteremo senz'altro ai 2 ultimi minuti finali senza spazio per una breve sosta, se non per il time out che si sta concludendo in questo momento. Ripartono i giocatori, palla al Tiene, Ponzato, Ballardin, subito Ballardin viene in avanti, trattiene la pallina da Luotti per Poli per Ballardin, non riesce a tenerla, Crocco gliela ruba. Cocco tenta di servire, Refosco non arriva all'aggancio in tempo utile,
però ancora possesso del Valdagno, cerca di trovare lo spazio per il tiro, ce la fa Alessandro Refosco, para Cumin, tiro ben assestato sicuramente, però adesso Poli che ruba palla, entra in area, sta per tirare, Cocco gli chiude lo spazio in maniera irregolare, il signor Righetti blocca tutto e decreta il rigore, recupera la palla, entra, quando sta per tirare ci mette la stecca Cocco, quindi rigore per il Tiene a 1 minuto e 54 al termine della partita. Se ne incarica il 17 Alessandro Conzato. Vediamo Simone Zordan piazzato, parata, pallina rimane lì, non riesce a recuperarla Conzato, parata di Simone Zordan, però è il Tiene che mantiene il possesso della pallina, tocco di Ballardin, ci mette il corpo Alessandro Refosco, ci mette il corpo anche Poli, si accende in una maniera esagerata come avevamo già pronosticato. Tiro di alla pallina rimane lì, Crosara, riesce il Cumin a parare anche sul secondo tiro di Cocco, già steso a terra, riesce a distendersi completamente e a respingere anche la conclusione di Cocco. Adesso Poli, Ballardin aggancia ma troppo vicino a Simone Zordan che para, ribaltamento di fronte, Cocco, tiro troppo alto, deviato, 47 secondi al termine dell'incontro. Accesissimi i momenti finali di questa partita, bellissima da vedere, le squadre non si sono risparmiate. C'è stata un secondo tempo micidiale, una partenza micidiale del Tiene che è riuscito ad andare a 3 reti, poi anche il Valdagno ha avuto una fiammata e nel giro di 1 minuto è andato a segnare 2 reti, quindi a farsi sotto, e ha dovuto innestare la marcia lunga il Tiene, a aumentare i giri di velocità negli scambi per non far più toccare pallina al Valdagno. Poi sicuramente la prestazione di Nicola Cumin sopra ad ogni possibile votazione, come ogni partita, anche questa volta ha preso l'ottimo il 18 del Tiene, quindi manca solo la lode finale. Muove adesso Refosco per Crosara, ultime occasioni per il Valdagno, interrompe l'azione Ballardin, lotta con Cocco, poi Crocco, tocco all'interno dell'area, capisce Ballardin, tocca Luotti che non affonda, e allora Poli che si libera, tocca per Ballardin, rete finale, ancora passaggio a Poli, attraversa ma non insiste il Tiene, non demorde nell'attacco, 10 secondi finali. Allora è il Valdagno con Refosco, tenta di alzare, non entra, Cumin all'ultimo, vede la pallina, ci mette il guantone, non fa entrare neanche questa pallina. Il tentativo di Refosco aveva fatto un colpo pregevole, non è andato dentro, c'era il signor Righetti proprio in vista perfetta della pallina. Si conclude la gara sul fischio finale del signor Righetti, si conclude questa gara accesissima, vittoria per la squadra di casa che interrompe una serie infinita di pareggi con un largo risultato a sfavore del Valdagno.
ma dobbiamo dire che la prestazione egregia della squadra fa capire che sta senz'altro iniziando un nuovo corso dopo la fase riflessiva di queste partite. Sui saluti finali degli atleti in pista non resta altro che augurarvi una buona serata, una buona domenica e arrivederci alla prossima partita in casa che sarà esattamente fra 15 giorni. A voi tutti un caro saluto e un arrivederci a presto.